Ho accettato con molto entusiasmo la proposta di candidatura dei socialisti liberali con Azione perché mi offre la possibilità di rappresentare il territorio delle Terme dei Colli Euganei, di Padova, della sua provincia, nonché l'intero Veneto nella circoscrizione nord-orientale per le elezioni europee. Ho accettato di mettermi in gioco per proseguire l'azione politica che assieme alla mia amministrazione ho da tempo intrapreso per il territorio e perché credo che autonomia e sviluppo sostenibile dei territori passino necessariamente per l'Europa. Ne sono sempre stato convinto e ne ho avuto la conferma in questi mesi di presidenza dell'associazione che riunisce i comuni storici termali europei, in cui mi sono confrontato con territori diversi e con le istituzioni europee. Il Parlamento europeo sembra a tanti ancora un'entità lontana, ma sempre più stiamo imparando quanto siano impattanti le scelte fatte a livello europeo e quanto sia importante essere rappresentati da parlamentari presenti, capaci, dotati di visione e conoscenza del territorio, nonché di esperienza amministrativa. Per tutto questo, tutti coloro che mi sosterranno lo faranno per portare in Europa la nostra visione e tutelare i nostri interessi, per poter meglio dialogare anche con le altre regioni europee. Il mio impegno, inoltre, sottende ad un accordo nazionale tra l'Associazione Socialista Liberale, di cui sono socio fondatore, con Azione, al fine di costruire in Italia un unico grande partito repubblicano, liberale, popolare, democratico, socialista, che esuli dai massimalismi di destra e sinistra. Sono e resterò a vostra disposizione e avrò bisogno del vostro aiuto con la preferenza sulla scheda elettorale. Grazie a tutti.